Signore e signori, buonasera, bentrovati con questo appuntamento di commemorazione del conte Brandolino Brandolini d'Adda, rappresentante politico eletto nel collegio di Vittorio Veneto, che un centinaio d'anni fa al fronte perse la vita, l'unico parlamentare del Regio Esercito a lasciare la vita. Direi di invitare il sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Donon, e l'avvocato Barbara Lenardi, assessore al centenario, per due parole, insomma, è doveroso che siano loro a farle. Grazie, buonasera, benvenuti a tutti nel nostro bel teatro da Ponte. I solisti di Radio Veneto 1 li conosciamo già perché sono stati, meglio, la città è stata fortunata e onorata di averli ospiti sia a Celle che qui a Serravalle più volte. Questa sera, fra l'altro, un intervento anche di un grande talento locale. Io ho il dovere istituzionale, ma il piacere personale di ringraziare il MIBACT che ha dato una mano alla nostra città, e il precedente governo, speriamo che l'attuale sia altrettanto generoso come lo è stato quello scorso, perché ci ha finanziato queste attività in ricordo di Brandolino Brandolini d'Adda e anche alcune attività del centenario. Fra l'altro, oltre a questo concerto, sono previste anche altre attività all'interno di queste commemorazioni. Ma siccome le ha seguite in maniera personale e con grande passione l'assessore al centenario, lascio a lei la parola. Grazie. Grazie al sindaco, grazie a Roberto Ghizzo anche da parte mia e a tutta l'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1. Brandolino Brandolini abbiamo cominciato a conoscerlo un po' di più, noi vittoriesi. Io personalmente sono la prima a dire che, pur essendo entrata tante volte nella mia vita nella sala di rappresentanza del comune, poche volte mi ero soffermata a guardare quello che c'è scritto sopra la porta, e ancor meno fino a qualche anno fa conoscevo la vita di questo vittoriese che, pur avendo l'esonero dal servizio militare e dall'entrata in guerra, scelse comunque, per coerenza con i valori politici che esprimeva e col suo voto favorevole all'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, di entrare in prima linea, perché non solo inizialmente entrò nel corpo automobilistico, ma poi scelse di passare in fanteria, dove purtroppo il tasso di sopravvivenza della truppa era sicuramente molto più basso che in altri reparti. Si fece assegnare un plotone e nel giugno del 1916 a Arsiero morì in seguito alle ferite riportate per lo scoppio di una granata. Brandolino Brandolini d'Adda verrà ricordato e è stato ricordato in questi mesi e continuerà a essere ricordato nell'anno del centenario della città di Vittorio Veneto, e tra i prossimi appuntamenti, oltre a un altro concerto che Radio Veneto 1 farà insieme a noi, questa volta a Cison nel mese di agosto. Sempre nel mese di agosto siamo più che orgogliosi di poter dire che la città di Vittorio Veneto, dopo essere andata al Pentagono, prima in Italia a poter esporre nel corridoio di accesso all'immensa struttura della difesa americana, sarà anche presente a Londra dal 1 al 31 di agosto con un'esposizione sempre dedicata a Brandolino Brandolini d'Adda, che porterà a 200 metri da Buckingham Palace, uno dei club più esclusivi della capitale londinese, un centinaio di fotografie tratte dal fondo Marzocchi del Museo della Battaglia, e oltre a alcune fotografie e alcuni video che gentilmente lo Stato Maggiore dell'Esercito, l'Ufficio Storico, ci ha gentilmente prestato, e che andranno quindi a impreziosire la nostra collezione. Parleremo ai londinesi e ai turisti che ci saranno a Londra nel mese di agosto
della guerra in montagna, della presenza inglese nel territorio italiano durante la Grande Guerra e della guerra in laguna, che anche questo è un aspetto che magari noi ricordiamo un pochino meno, ma nella foce del Piave furono molti le strutture militari e di difesa allestite dal nostro esercito. Per cui speriamo poi di riuscire a portarla anche a Vittorio Veneto, in modo che anche i vittoriesi possano ammirare le bellezze di un fondo fotografico importantissimo, ma che pochi purtroppo vedono normalmente. Grazie. Scusate, mi sono dimenticata una cosa. Ho parlato troppo e me ne sono dimenticata. Gli amici di Vittorio Veneto, anche questa associazione, ha deciso di ricordare Brandolini Dadda, e il 24 giugno prossimo organizzano una gita ad Arsiero e a Tiene, nei luoghi appunto dove combatté Brandolini Dadda e dove visse Fogazzaro. Chi avesse piacere di partecipare a questa visita guidata, contatti Sommelier Tour oppure l'associazione Amici di Vittorio Veneto. Grazie. Per la celebrazione con i sensi della cultura del conte Brandolino Brandolini, un brano solenne adeguato alla circostanza, ma prima facciamo entrare l'Orchestra Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1. A dirigerla il maestro Giorgio Sini. Una parola prima di cominciare, maestro? Come detto, si comincia con un brano solenne, un accordo a piena orchestra che è come un'esplosione, quasi un perentorio abbattersi sul tavolo del pugno chiuso, corazzato di un armigero. Coriolano è il soprannome del leggendario patrizio romano Creo Marzio, che nel 493 a.C. conquistò Corioli, capitale dei Volsci. Plutarco scrisse che Coriolano, esiliato dai politicanti di Roma, rinunciò ad ogni vendetta per amor patrio. Di Ludwig van Beethoven, Ouverture il Coriolano, opera 62. Buon ascolto.
Non tutti sanno che il conte Brandolini d'Adda appunto non aveva l'obbligo della leva militare, andò a fare il militare e un deputato lo provocò dandogli dell'imboscato. Per questo lui volle andare al fronte, la sua era una famiglia di armigeri, ecco il senso del pugno battuto sul tavolo. Fece un notevole lavoro come deputato al Parlamento, scorrendo le sue interrogazioni, un operato che oseremmo dire di grande qualità, di stile, di rigore culturale. Tradurre in musica tutto questo è impresa difficile, ma ci ha pensato il nostro Paolo Tagliamento a sollevarci da questa incombenza, se così si può dire, suggerendo un autore poco conosciuto, Max Bruch. Di lui un autentico capolavoro, una preziosa pietra miliare di rara bellezza, quale il concerto numero 1, opera 26 per violino e orchestra, nei tempi allegro, moderato, adagio, allegro, energico. Un'opera dal fascino struggente, con passaggi di maestosa tragicità e squassante potenza, ove il violino proprio canta la melodia, e la melodia, si sa, è l'anima della musica. Ad interpretarlo come solista, appunto, il talento di Paolo Tagliamento, accompagnato dalla Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1. Aspettiamo l'entrata di Paolo. A dirigere il maestro Giorgio Sini.
la sarabanda dalla seconda partita di Bach in Re minore.
Dopo talenti di questo livello viene paura anche a prendere in mano il microfono. Per concludere non poteva mancare che un garbato pensiero anche a chi tra i molti ha portato il nome di Vittorio Veneto nel mondo. Il più celebre di tutti è certamente Lorenzo da Ponte. Noi lo conosciamo principalmente come librettista del Così fan tutte, del Don Giovanni, delle Nozze di Figaro, le 3 famosissime opere liriche di Mozart. Ma Lorenzo da Ponte, al quale giustamente è dedicato questo teatro, è anche stato un illuminato letterato, un valente poeta e non ultimo un seguito professore di lingua italiana, naturalizzatosi e morto da cittadino degli Stati Uniti d'America. Era nato appunto il 10 marzo 1749, come ben sappiamo qui a Vittorio Veneto, ed è deceduto a New York nel 1838, scusate. Ebbe l'onore di sedere per primo con il ruolo di professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, oggi la prestigiosa Columbia University. Per commemorare il conte onorevole Brandolino Brandolini, ricordare anche Lorenzo da Ponte, di Wolfgang Amadeus Mozart, ascoltiamo la sinfonia numero 40 KV 550 nei tempi molto allegro, andante, minuetto, allegro assai. Assieme a questi straordinari maestri vi invito ad aiutarmi con un applauso a ringraziarli. E un grazie anche al maestro Giorgio Sini che li dirige.
Bene, sono a ringraziare, non vogliono saperne di uscire a quanto pare. Grazie per questa bellissima serata, questa è l'attività che la nostra emittente cerca di fare per portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. Questo succede grazie a grandi professionisti che partecipano con entusiasmo, e si è visto, a questa iniziativa. Grazie e buona serata.